Io Mario vorrei che tu iniziassi con una poesia, così la smettiamo con queste parole e poi parli. Cosa ci vuoi dire? Aspetto che, levando la cima intagliata, spossata dallo spiare delle case, verso me, bolscevico al convegno segreto, esca l'Eiffel dalla nebbia. Psst, torre, fate piano, vi vedranno. La luna è un orrore di ghigliottina. Ed ecco che dico, appostato, sussurro, le ronfo all'orecchio radio. Ho ottimizzato cose ed edifici, aspettiamo solo il vostro consenso. Torre, volete capeggiare la rivolta? Torre, noi vi scegliamo come capo. Non potete voi, modello del genio della macchina, struggervi qui per i cattivi versi di Apollinaire. Non è posto per voi, posto di marciume, la Parigi delle prostitute, dei poeti, delle borse. Il metro ha consentito, il metro è con me. Lui sputerà il pubblico dalle sue cavità rivestite e col sangue laverà dalle pareti i manifesti dei profumi e delle ceprie. Ecco qua. Non male, perché vuole l'applauso alla finita di poesia. Quindi, no, che cos'è questa poesia? Questa è una poesia di Vladimir Majakovskij. Nella scaletta di cui parlava Vito l'ho messa al primo posto, sapete perché? Perché in me la passione per la poesia è venuta per contagio da un amico che l'amava. Avevamo 20 anni su per giù. E i suoi poeti preferiti erano i poeti russi. E questo è Vladimir Majakovskij, che sogna di fare la rivoluzione, deluso dalla rivoluzione sua russa, sogna di farla a Parigi con i beni monumentali. Allora si rivolge alla Tour Eiffel, la nomina capo di questa rivolta. E poi invece chi vincerà soprattutto questa rivolta sarà il metro, che sputerà dalle pareti i manifesti dei profumi, delle ciprie, evidentemente concepiti come dire, l'avversario da combattere, il capitalismo. Prima facevamo un accenno alla poesia sarda in lingua italiana. Com'è nato questa passione anche? Perché poi tu in realtà hai scoperto, parliamo fine anni 70, primi anni 80, questi autori sardi che però non erano riconosciuti. Come sei venuto in contatto? Alcuni erano già famosi, penso a Francesco Masdar che aveva già pubblicato, però ce ne sono altri che ancora oggi sono sconosciuti sostanzialmente. Sento bisogno di alzarmi in piedi per farmi vedere e per vedervi. Comunque, io sono veronese di nascita, sono qui in Sardegna perché mio padre vinse un concorso come insegnante di violino al Conservatorio di Cagliari. Nonostante che i suoi amici gli dicessero tu vai in Sardegna, il concorso non l'hai vinto ma l'hai perso, lui trasferì tutta la famiglia in Sardegna. Quindi sono un sardo acquisito. Io ho incontrato la Sardegna, ricordo uno spettacolo del 67 a Cinemattieri di Cagliari, ci fu uno spettacolo militante intitolato Voi che scrivete del nostro lavoro. Era un confronto tra gli scrittori sardi e alcuni problemi socio-economici gravissimi della Sardegna di allora e anche di adesso. Erano Peppino Fiori, Salvatore Satta, eccetera, eccetera. Lì fu il mio battesimo, insomma, diciamo militante, insomma, come attore. Naturalmente poi diventa sardo attraverso anche una mia attività giornalistica che ho frequentato per 4 anni. E poi ho messo i contatti quindi con gli intellettuali. Io ho proposto questo spazio alla nostra Paola perché qui io ho un ricordo di un dibattito proprio con molti intellettuali sardi. Qui c'era Francesco Masala, Antonio Sini, in questo ambiente qua molti anni fa. Negli anni 70 era frequente e quasi normale che il weekend non si facesse a Villa Silvio su a Santa Margherita
ma si facesse ad Arezzo, Tonara, Laconi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè era giusto andare in Sardegna nell'interno proprio per intanto per mangiare e per bere e poi per dibattere, il dibattito allora non era una cerimonia, era un bisogno autentico di discutere, di incontrarsi e quindi la Sardegna è entrata anche attraverso questi incontri, ma il primo vero incontro poi con la svolta mia come attore di poesia sarda è avvenuto nel 72. Ero al Teatro Massimo di Cagliari e c'era una compagnia ospite che faceva uno spettacolo compagno Gramsci. Io incontrai il poeta Francesco Masala e con improntitudine e anche quel spirito provocatorio che avevamo allora noi, gli dissi: ma professore, lei viene qui a vedere gli spettacoli del continente, non viene a vedere i nostri spettacoli? Io ero già presidente della cooperativa, avevamo fatto già 5-6 spettacoli molto importanti. E Masala mi spalancò la bella faccia, il suo nasone e dice: per farmi perdonare vi do i diritti di riduzione teatrale del romanzo Quelli della Labbra Bianche. È lì che venne a contatto con la poesia, perché Masala compose in quell'occasione 6 ballate, una delle quali adesso ve la dico subito, rubando il mestiere senza annunciare, e ve la dico subito. Però ci vuole la pace sociale, c'è quella porta e vi nomino guardiani di quella porta, non fate più entrare nessuno né fate uscire nessuno, d'accordo? Signora, dico a lei, ci siamo? Allora le Labbra Bianche è la storia di questi disgraziati che vanno sul fronte russo, ci lasciano la pelle, ne torna uno soltanto, un culo bianco al campanario, e racconta la storia di tutti e questa storia viene raccontata durante una cerimonia funebre e qui vengono descritti i vari personaggi. Uno è Charlot, questo muratore che viene chiamato Charlot per il suo amore cepeliniano, no? E lui muore naturalmente e c'è la ballata per la sua fidanzata che fa così: gente, quella che vedete dentro la chiesetta di Rasolei col cielo acceso in mano è Rosa Fai, fidanzata di Charlot. Charlot da vivo faceva il muratore, l'aiuto muratore, perché era buono ma distratto. Quando i muratori veri, i maestri di muro, dall'alto dell'impalcatura gridavano Charlot, calce, lui portava cemento. Se gridavano Charlot, cemento, lui portava mattoni e cose così. Non diventò mai maestro di muro. Ma gli volevamo tutti bene perché era distratto ma buono. Per questo è morto come un pidocchio nel caposaldo 3 della mia cappa là in terra di Russia. Sono passati 30 anni, ma Rosa è ancora la fidanzata di Charlot, cagna muta e fedele. Guardatela, guardatela, è un'arzitella vedova, secca, gialla, rognosa, senza il minimo dubbio. Rosa ha sistemato Charlot in paradiso e in paradiso, secondo Rosa, Charlot è diventato maestro di muro. Ha costruito in 30 anni una casa tutta per loro due, simile, molto simile al palazzo di Donna Filiana, la ricca proprietaria di Rasolei, con una stanza da letto rosa e azzurra, un grande letto matrimoniale, con una grande coperta rosa e azzurra per la dorata, indimenticabile, fedele, fidanzata Rosa Fai. Da 30 anni ogni notte la fidanzata Rosa depone in una culla un figlio di Charlot fatto di stracci e ogni notte china sulla culla con un viso di pecora impazzita vela una ninna nanna. Questa è la più allegra delle cose.